Maria Giovanna Mangione viene riconfermata come presidente dell'Ordine degli Agronomi e dei Forestali per il prossimo mandato che va dal 2021 al 2025. Si è insediato ieri il Consiglio eletto con l'85% dei voti alla recente consultazione elettorale, composto da Maria Giovanna Mangione, Calogero Romano, Calogero Carlino, Maria Ala, Giuseppe Pistone, Luigi Fiore, Calogero Barbera, Salvatore Avarello e Nazareno Di Gricoli. Nel corso della seduta di insediamento sono state elette le cariche istituzionali, come appena detto Maria Giovanna Mangione nella qualità di presidente, Gero Barbera vicepresidente, Giuseppe Pistone segretario e Nazareno Di Gricoli tesoriere. Sì, c'è stato il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021-2025, è stato il risultato sperato, magari anche atteso, però strepitoso. Abbiamo avuto l'85% del quorum, siamo stati riconfermati come Consiglio uscente, abbiamo inserito in squadra dei giovani colleghi con competenze di settore anche molto specifiche. Questi danno maggiore forza alle tematiche della categoria professionale che intenderemo portare ai tavoli. Io sento di ringraziare ogni singolo iscritto che è sempre stato partecipe a quest'ordine, anche con le problematiche che ci hanno consentito di portare ai tavoli giusti i problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare con la nostra categoria professionale. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i consiglieri, a tutti i candidati che hanno voluto dare proprio a servizio degli iscritti la propria disponibilità. Questo è un altro sentire comune, perché significa che comunque sentiamo e abbiamo a cuore quello che è il destino della nostra professione. È stato un risultato riconfermato nell'affluenza degli eventi di diritto al voto, che è stato già comprovato in passato per quanto riguarda il contributo ai NEPAP. Oggi abbiamo avuto questo segnale forte di tutto il territorio che ha sentito il diritto di voto partecipando attivamente a quella che è l'attività ordinistica. Io ringrazio prevalentemente il vicepresidente uscente, il dottor Enzo Avarello. Sono state riconfermate anche le cariche del nostro consigliere tesoriere, il dottore Nazareno Di Gricoli, il consigliere segretario Giuseppe Pistone, ed abbiamo nominato vicepresidente dell'Ordine di Agrigento il dottore Gero Barbera. Una grande squadra piena di progetti che vanno continuati per il quadriennio uscente, con tante attività che riguardano non solo tutto il territorio della provincia, ma tutti gli ambiti della legge professionale, che ci dà competenze specifiche in questo settore che riguarda il dottore agronomo e il dottore forestale. Uno degli obiettivi che vi ponete insieme alle altre associazioni, agli altri ordini, è quello di scendere in campo con un grande evento proprio sulla mancanza dei fondi del PNRR. Lei personalmente insieme all'ordine avete preso anche una forte presa di posizione in tal senso. Assolutamente sì, la nostra figura professionale è chiaramente a fianco alle altre. Con la rete delle professioni tecniche abbiamo un sentire comune per una problematica di fondo importante. La nostra provincia è stata, oserei dire, completamente dimenticata da quello che è il programma, il PNRR, quindi abbiamo la necessità di farci sentire insieme. Sono problematiche comuni, perché il territorio è un problema comune a tutte le categorie professionali. Lo stiamo affrontando insieme come rete delle professioni tecniche, proprio con un evento che a breve organizzeremo, coinvolgendo gli attori di governo del territorio e non solo, per una cooperazione tra Stato e Regione per ridare dignità anche ai fondi alla nostra provincia.